Sono circa 100 i lavoratori a nord-est sui 7.000 nazionali impegnati direttamente in Autostrade per l'Italia. Il dato arriva dalla società stessa e non considera l'indotto. Al di là della questione finanziaria, infatti, la revoca, ormai data per certa, della concessione autostradale avrà un effetto immediato sulla manodopera. Tra Veneto e Friuli i chilometri gestiti dalla società Autostrade quale concessionaria sono circa 180, principalmente sulla 27 Venezia-Belluno e sulla 23 Udine-Tarvisio. Un centinaio quindi dipendenti che potrebbero perdere il lavoro in tempo zero. Anche per questo chiedono garanzie i sindacati. Per quanto riguarda i lavoratori coinvolti, non sono pochi, e stiamo tentando appunto di provare a fare un po' il punto della situazione, di chiedere gli incontri ai responsabili in modo tale da affrontare anche le eventuali ricadute nella maniera migliore possibile. Resta la partita finanziaria. Autostrade per l'Italia è controllata da Atlantia, gruppo che a sua volta è partecipato con il 30% dalla famiglia Benetton, che tramite ufficio stampa ribadisce la linea del silenzio, rotto recentemente dal patron Luciano solo per commentare le notizie dei report falsi, dei sensori guasti, degli omessi controlli. Con una lettera aperta su alcune testate nazionali, Benetton aveva definito il management non idoneo. Con la revoca della concessione, Atlantia nel suo complesso non sarebbe però a rischio fallimento. Certo, si aprirebbe un biennio di pesante ristrutturazione e i segnali in borsa continuano a non essere buoni. Sempre sul fronte viabilità c'è da registrare l'atteso ok del Premier Conte alla riclassificazione di oltre 700 km di strade regionali venete, una firma che permette l'entrata di ANAS in Veneto Strade con una disponibilità di 100 milioni di euro nel prossimo triennio. La firma sblocca di fatto anche l'iter per alcune opere viarie fondamentali come il quarto lotto della tangenziale di Treviso.